andare controcorrente, il minimo, veramente il minimo. Cioè ti accorgi che a un certo punto, studiando i fenomeni etimologici, ti trovi da solo. O sai navigare o rischi di perire in qualsiasi momento. Scogli ne trovi continuamente. E pertanto io da questo punto, da questo pulpito, caso di dire, potrebbe partire un monito ai giovani che pensano di conoscere la lingua italiana o la lingua sarda. Non è così, ogni giorno noi nell'utilizzare questi strumenti preziosissimi siamo chiamati a misurarci con forze direi impari. La creazione del linguaggio è come la creazione artistica. L'artista, perché non negarlo, talvolta può fare delle cose da niente, cioè degli strafalcioni, non sempre fa delle opere d'arte. E così è anche colui che fa ricerche etimologiche. Potrebbe giungere a sbattere il naso su cose più grandi di lui, perché anche nella lingua noi abbiamo un quid di misterioso che non si riesce a dipanare, non dico a svelare, ma a dipanare appieno. Pertanto, cioè, come dire, è una lotta, non dico impari, quella sulla lingua, è una lotta proprio quotidiana, continua, in cui non si sa mai chi è il vincitore. Acquisire la pienezza del linguaggio non significa avere quella mente fervida che ti fa trovare le parole rapidissimamente una in sequenza con l'altra, utilizzando al meglio la grammatica e la sintassi. Quello è il minimo, cioè perché anche un linguista potrebbe non giungere al livello di avere una mente fluidissima da quel punto di vista, ma il linguista è come dire i sette nani che scendevano nelle profondità della terra per cercare appunto le pietre preziose. Fatica quotidiana, continua, una fatica che alla fine quando risali in superficie ti lascia sfinito. Però la lingua è fatta così, è un grande tesoro che è stato creato da una civiltà, come dire, civiltà concatenate. Comunque una civiltà che partendo per quanto riguarda la Sardegna è partita dall'età della pietra, ancora oggi maneggia quelle parole in modo che talvolta le riconosce, talvolta no, molto spesso col passare dei secoli, dei millenni, non le riconosce più. A me spetta di cercare di rivitalizzare quella parola che si è sporcata, che si è infangata, che da diamante che era è diventata quasi una ganga, una pietra grezza. Il mio compito è quello di cercare di rimettere in pristino questo tesoro che noi stavamo sciupando. E io a questo punto direi anche l'etimologo forse è colui che salverà la lingua, perché nei suoi studi, mettendo in evidenza le radici profonde della lingua, diventa nel contempo come dire, un ammonitore contro coloro che vogliono innovare facilmente la lingua. È pieno a questo mondo di gente che inventa parole nuove, neologismi, perché quasi gli dà fastidio l'ancoraggio a un mondo che gli è stato trasmesso e che lui non capisce più. Bene, quel mondo appunto non lo capisce più perché lui a non capirlo, perché non ha gli strumenti adeguati, non ha la forza adeguata per approfondire e ritornare alla matrice delle cose. Normalmente
chi crea neologismi, normalmente, escluse rarissime eccezioni, sono persone che non sanno neanche dove stanno, cioè non hanno i piedi per terra, non hanno memoria storica delle cose, normalmente. E noi lo vediamo, io ho anche un libretto sullo slang cagliaritano, anzi ne ho 3 di libretti sullo slang cagliaritano. Sono parole inventate, o quasi tutte, cioè alcune addirittura sono sumeriche, per cui vecchie anche di 10.000 anni. Però la maggior parte sono inventate perché foneticamente va bene. Su questo anche il Wagner ci giocò molto, perché il Wagner credette che almeno sulla lingua sarda almeno 1000, forse 2000 parole erano state inventate e anche da poco, addirittura 100, massimo 200 anni fa. Lo credette questo, e non è vero, io ho dimostrato che invece anche quelle hanno origine sumerica o accadica. E bisogna stare attenti con gli inventori delle parole. Poco fa io ho citato il Kubernetes in greco, che oggi la parola la ritroviamo nella parola appunto moderna cibernetica, no? E tutti sappiamo che cos'è. Il Kubernetes non era altro che il pilota della nave antica, che andava a vele o a remi, o tutte e due. Il Kubernetes era importantissimo, infatti mi ricordo Palinuro, il Kubernetes di Enea, il quale navigando lungo le coste italiche, a un certo punto lui seguiva le stelle e a un certo punto, seguendo le stelle per la navigazione, gli venne un colpo di sonno e cade in mare. Ecco, quello fu un episodio di un Kubernetes che ricordo. Ma per dire, io ho citato questa parola, ma ce ne sono migliaia di parole moderne che abbiamo preso dall'antichità e non sono neppure greche, cioè sono anche greche, come io ho dimostrato nei miei studi, ma sono anche accadiche e sumeriche, cioè provengono dal più profondo della storia o della preistoria. Chi me l'ha fatto? Ti giuro che se dovessi tornare indietro penso non lo farei. È un lavoro terribile questo, specialmente il completamento del dizionario, il nuovo dizionario etimologico della lingua sarda. Mi sta letteralmente portando via le forze. Sarà per l'età, sarà perché sono 15 anni che sto studiando in questa materia, nella materia delle etimologie della Sardegna, però effettivamente sento di aver affrontato un'opera ciclopica che non è che sia superiore alle mie forze, scusa cioè, forse sembrerà poca modestia questa, non è questione di superiore o inferiore, è che io sono solo 15 anni che sto facendo questo lavoro, ci sarebbe voluto un lavoro iniziato magari subito dopo la laurea o quasi subito dopo. Invece l'ho iniziato tanti anni dopo, dopo aver rimuginato, perché il mio cervello andava sulla materia quasi come un mulino che rimuginava acqua, batteva acqua e solo acqua, perché cercavo di capire quale fosse la vera struttura della lingua sarda. E l'intuizione venne dopo 31 anni di tentativi, quando mi resi conto che se rimanevo abbarbicato alla lingua latina e alla lingua greca, quella che mi insegnarono all'università, non ne sarei uscito perché il Mediterraneo è impossibile, cioè anche volendolo, non possiamo fossilizzarci sull'idea che fossero quelle le uniche lingue del Mediterraneo, perché non lo sono mai state. Nel Mediterraneo ci furono varie lingue, non solo coeve, ma anche stratificate fra di loro, una dopo l'altra, nella sequenza storica, e allora ho capito che bisognava scendere al fondo. Questo significa che dalle due lingue sono passato a quant'è? 12, 14, 16 lingue.
mi sono appunto accorto che la struttura della lingua sarda non è quasi moderna, come si vuol dire, cioè che derivi da 2000 anni fa. La struttura della lingua sarda denuncia, per come è strutturata, proprio una vita profondissima, un'età che va molto molto al di là della lingua latina. E per cui bisogna cercare allora quali erano le lingue del periodo con le quali possiamo misurare noi e le nostre ricerche, insomma. Io prima di scrivere questi testi sulla linguistica sarda mi stavo appassionando ai problemi dell'ecologia, della geografia storica della Sardegna. E infatti avevo già scritto 4 libri sulla materia. Se non avessi deciso di dedicarmi totalmente alla linguistica avrei proseguito su quegli studi là, che sono contemporaneamente studi anche di, come dire, sociologici, di antropologia, un po' tutto, quelli sulla Sardegna vista dal punto di vista antropogeografico. Qui dovevo scandagliare esclusivamente il fenomeno linguistico. Per cui mi sono detto, o una volta intuita la complessità del fenomeno, e questo torno a dire è successo 15-16 anni fa, e ho capito che o la va o la spacca, dovevo immergermi del tutto e già da allora intuii che quell'immersione totale significava dedicarmi anima e corpo a queste nuove ricerche e ancora non le ho terminate. Più di una volta mi meraviglio io stesso di aver avuto certe intuizioni che ritengo positive. Eh, cioè è chiaro che per fare le ricerche che io ho fatto bisogna avere, non dico una preparazione di base, ma quantomeno essere molto curiosi, una curiosità di base. La curiosità come tale, se uno ha una curiosità sana verso l'ambiente, è a 360 gradi. Pertanto ho dovuto chiaramente cercare di rivedere un po' le mie nozioni e andare a approfondirle su varie materie, appunto il tema dei pani, il tema della flora, il tema della religione, dei cognomi, che è stato importantissimo, perché i cognomi affrontati si possono affrontare in vario modo. Scusa se mi soffermo sulla materia. Si possono affrontare in vario modo, ma se tu vai ad approfondirli, i cognomi sono una specie di miniera di diamanti. Tu scavi in questa fossa infernale, però poi ne cavi dei diamanti perché riesci a cavarne fuori le origini della nostra lingua. Nei cognomi della Sardegna sono incrostate le origini della nostra lingua, nella misura in cui tu da ogni cognome, intuendo che è un antico nome di persona, riesci a trarne il significato e perciò anche la situazione sociologica ambientale da cui nacque quel nome e quel significato. Mettersi a studiare per studiare, tanto per dire ho fatto qualcosa, senza nessun fine, significa essere pazzi. Cioè, tutta la fatica che io ho impegnato in questi anni, che torna a dire una fatica ciclopica, eh, se non ha un fine, io chiaramente già da ora mi verrebbe l'infarto solo al pensarci, deve avere un fine, io spero che alla mia morte le mie ricerche possano avere il vantaggio di essere note a molte, a moltissime persone, almeno in Sardegna, e poi propalarsi in tutto il Mediterraneo, perché io ho fatto delle scoperte nuove e ritengo impossibile, umanamente impossibile, che queste ricerche vengano lasciate in non cale, chiuse in un armadio e
precluse alla conoscenza dei nostri figli. Sono molto importanti, escono fuori dalla mia persona, io per me non conto nulla, però le cose che ho scoperto hanno bisogno di essere fatte conoscere, altrimenti sento che ho lavorato a vuoto e sarebbero 15 anni perduti, ma perduti alla grande. Avrei potuto fare tante altre cose perché io non sono di quelli che mi fermo mai, a me piace fare tante cose. Se io riesco a terminare, spero fra un anno più o meno, a terminare il dizionario etimologico della lingua sarda, il quale rinnova radicalmente le ricerche linguistiche sulla lingua sarda, io ritengo di essere soddisfatto, cioè non si può dare di più, anche se è vero che sto lavorando anche ad altri studi sulla lingua sarda, per esempio anche chiamiamoli fenomeni dialettali come il dialetto della lingua sassarese, ha bisogno di essere approfondito. Io sto tentando di gettare dei flash anche su quella lingua, su quel dialetto, insomma, e però quello lo vedrò solo dopo aver pubblicato il dizionario etimologico della lingua sarda. Ma il dialetto di Sassari, se avrò anni da consumare su quegli studi, merita di essere studiato a fondo perché secondo me è stato affrontato male finora. È stato visto così in modo superficiale come un derivato del dialetto corso e gallurese, della lingua corsa e gallurese, e perciò stesso come un derivato dell'italiano, mentre le cose sono molto ma molto più profonde e sono legate, vincolate in modo completo alla lingua sarda in quanto tale. Il dialetto sassarese non esisterebbe se non esistesse la lingua sarda e viceversa. Non si può parlare solo di un fenomeno sassarese, gallurese, corso e italico, perché così non è nel modo più assoluto. Mi sono trovato a sfidare me stesso su questi problemi della linguistica sarda quando affrontavo i toponimi. Io lo ricorderò sempre, è stata un'avventura quella dei toponimi, è stata. Ed è quello che ha, come dire, stravolto tutta la mia vita, perché i toponimi di per sé stessi sono un fenomeno inconoscibile. Cioè perché nacquero, non importa quando, la maggior parte nacquero prima di Cristo, poi e comunque sia si sono spenti, gli ultimi si sono spenti sì e no 200 anni fa. Sono rimasti sulla carta, ma sono rimasti in un modo poco veritiero, perché molti di loro sono corruzioni, corruzioni di ogni tipo, per cui affrontare i toponimi è stata per me una grande avventura, aveva tante dimensioni quella ricerca, quella di rimetterli in pristino, di trovare il loro vero significato, la loro vera forma iniziale e pertanto anche il loro vero significato. Però nel cercare il significato dei toponimi dovevi per forza affrontare problemi di geografia ambientale, perché senza avere una visione netta, chiara della geografia ambientale non riuscirai mai neanche a capire il toponimo come tale, anche il più semplice. Non è assolutamente facile. Perciò diciamo che l'avventura dei toponimi per me è stata un'avventura in ogni senso e lo è ancora, eh? E lo è ancora perché danno del filo da torcere a chiunque e in qualsiasi momento. Uno non è mai vincitore sui toponimi, mai. Lato artistico non parliamone, per carità, nel modo più assoluto. Io non sono per niente un artista. Quando faccio qualche disegno lo faccio solo, o dipinto, lo faccio solo per me e basta. Oppure lo regalo a qualche figlio, a qualche parente, punto e basta. Io non sono un artista.
se talvolta mi veniva l'istinto di fare certe cose, era solo perché così mi piaceva fare quelle cose in quel momento. Però, se, visto che mi hai provocato sul piano dell'arte, io posso dire una cosa, così anche la musica, tra parentesi. Io avrei sempre desiderato imparare l'uso di qualche strumento e non ci sono mai riuscito, nonostante abbia un piccolo pianoforte a casa. Non ci sono mai riuscito perché bisogna applicarsi continuamente con metodo e così anche per la pittura e non solo. Insomma, l'applicarmi a quelle materie, sia pure in modo embrionale, in modo molto alla Carlona, perché così è stato, mi è servito ugualmente perché mi ha spinto a capire quali sono o possono essere le difficoltà che un artista può avere sia nella composizione musicale sia principalmente nella composizione pittorica. Ecco, se vogliamo, tornando alla lingua, è la stessa cosa. Cioè, la lingua, studiare i fenomeni linguistici sono di una complessità incredibile ed è inutile che mi si dica che uno ha imparato le grammatiche nei licei. Nel liceo classico può aver anche imparato la grammatica italiana, greca, latina, ma non ha fatto studi profondissimi come purtroppo sono stato costretto a fare io per impegnarmi con la linguistica sarda. E solamente quando scendi nel più profondo capisci che ti trovi in un mare magnum che devi governare in qualche modo come un gubernator che sappia pilotare la propria nave. E allora lì diventi esperto, contemporaneamente però diventi navigatore tipo Magellano, che passò in luoghi sconosciuti rischiando continuamente la vita. Io mi rendo conto che gli studi moderni per creare l'uomo moderno dove c'è la sfida scientifica, sappiamo tutti quanto valga anche in termini di capitale, il sistema capitalistico oggi come oggi si basa sulla sfida scientifica, lo sappiamo tutti e allora le scuole non possono insegnare tutto, non c'è tempo per tutto e devono formare i giovani in un determinato modo. Però è anche vero che chi ha la fortuna o sfortuna come me di derivare di provenire da una facoltà di glottologia dove mi hanno insegnato e mi sono specializzato in glottologia, è chiaro che noi abbiamo il diritto per il nostro piccolo, ognuno ha il diritto per la propria laurea di essere il testimone di quella materia, il testimone vivente e perciò il conservatore di quella materia, naturalmente cercando di ammodernarsi sempre quanto può, finché può. Però ecco, quella materia va conservata perché se la conoscenza di quella materia non va conservata e affinata, alla fine noi perderemo fette importantissime della nostra civiltà.